suona la campanella e in Pedemontana arrivano i vertici scolastici. L'anno scolastico provinciale è stato inaugurato fra Miane e Follina. Un evento storico, finalmente ci si accorge che anche le realtà periferiche hanno dei valori, vanno valorizzate e non tralasciate come è successo fino adesso. Non era mai successo prima, occasione di festa e di mostrare come è vivace la periferia. Sono orgogliosissima di essere in questo territorio, certamente è un territorio, una realtà molto complessa perché parliamo di 5 comuni di riferimento, 6 plessi di scuola primaria, 3 di scuola secondaria. Per 1025 studenti, una realtà ricca di opportunità ma anche banco di prova dell'integrazione che qui è iniziata negli anni 90. C'è un po' un andirivieni, ecco, magari rientrano nei loro paesi per alcuni mesi, probabilmente per verificare anche la situazione, credo lavorativa nei loro luoghi di origine, però poi tornano. La percentuale dei ragazzi stranieri? 16,70, ecco, per essere particolarmente precisi. Per noi l'integrazione è sempre stata importantissima. Questo istituto comprensivo da anni lavora per l'integrazione sociale e questo ha portato dei risultati sicuramente buoni. Nuovo anno, vecchi problemi, in prima linea sempre i sindaci. Noi a Follina ci siamo già messi a posto per quanto riguarda gli adeguamenti statici. Si dicono tante cose a livello centrale, ma poi a livello periferico arriva ben poco come da sempre. Qui la buona scuola c'è da sempre. Dove gli insegnanti, appunto, mi piace dire che non si limitano a insegnare, ma sono educatori per la vita, educano appunto alla vita. Presenti anche gli alpini, insegnano la loro storia, riservati e discreti come sempre. Non appariamo, non andiamo a dirlo a tutti quello che facciamo, però probabilmente qualcuno lo dice anche ai bambini e come avete visto i bambini ci hanno riconosciuto come supereroi, che non è il ruolo che noi vogliamo sicuramente, però noi siamo capaci di aiutare tutti quanti, siamo sempre pronti a aiutare.